Ufficiale, il Veneto torna all'arancione da martedì prossimo. L'annuncio dato da Zaia è stato poi ufficializzato dal Ministero quel giorno. Riapriranno negozi e centri estetici, scuole in presenza da mercoledì, le superiori al 50%. In attesa dell'arancio al via il weekend pasquale in rosso con la deroga decisa per le visite in abitazione, il vademecum per i prossimi 3 giorni, si teme l'assalto delle seconde case. Vaccinazioni, la Marca sperimenta ancora domani a Castelfranco per la prima volta la somministrazione in modalità drive-in direttamente in auto. Ricerche a tappeto senza esito nella notte a Loreggia dopo una inquietante segnalazione arrivata alla centrale operativa dei Carabinieri. Drammatico schianto a Verona, un'auto finisce contro un tir in sosta, feriti il 45enne alla guida e il figlio di 10 anni. Storico accordo a Padova tra il colosso FedEx e i sindacati 400 dipendenti che verranno internalizzati, il primo caso in Italia per mettere fine al sistema degli appalti nel settore della logistica. Oltre un anno di emergenza visti con gli occhi di Anna, 20enne universitaria, progetti e sogni hanno dovuto fare i conti con il Covid e le restrizioni. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, quindi ufficiale da martedì compreso il Veneto torna in arancione. L'annuncio questa mattina a Marghera da parte del governatore Zaia è stato poi confermato dal Ministero della Salute e sono attese 100.000 dosi, oltre 100.000 dosi di AstraZeneca per la giornata di domani. Partiamo da qui. Saremo zona arancione. Posso annunciarvelo, ne ho parlato con il Ministro Speranza. Ministero della Salute che nel pomeriggio ha confermato la fascia arancione da martedì compreso. Questo significa che i negozi potranno riaprire, così come parrucchieri e centri estetici. Più in generale ci saranno meno restrizioni per gli spostamenti. L'arancione per noi, se non si cambia nulla e se i dati sono buoni, ci tocca tenerselo fino al 30 di aprile. Perché le due alternative fino al 30 aprile ad oggi sono rosso e arancione. Quanto al mondo dell'istruzione, il quadro è aggiornato dallo stesso Zaia. Le scuole del mercoledì aprono e per noi aprono ovviamente le scuole, gli asili nido, le scuole 0-6, quindi le scuole dell'infanzia, le scuole elementari, le scuole medie e le scuole superiori al 50%. E questo sempre fino al 30 aprile con la conferma del sistema delle scuole sentinella monitorate dalla Regione. Nel frattempo l'obiettivo è riprendere a vaccinare a pieno regime dopo gli stop in alcune ULS dovute alle mancate consegne nei giorni scorsi. Il riallineamento tra forniture e campagna vaccinale è in corso. Noi stiamo attendendo AstraZeneca che arriverà domani, 103.000 dosi, giusto? E Moderna oggi che sono 38.000 dosi. Ovvio che se avevamo AstraZeneca martedì o mercoledì noi non perdevamo 10.000 vaccini per strada. L'altra faccia della medaglia è il sistema di prenotazione sulla piattaforma web che giovedì ha scontato diverse false partenze proprio in quelle ULS che avevano terminato le scorte. Da quel che mi consta il portale funziona perché noi abbiamo il report delle prenotazioni e va. Adesso capite che avremo ancora turbolenze in volo, però quando andrà a regime tutti noi vedrete, accadrà, anche se sono aperte altre formule di prenotazione, accadrà che tutti noi andremo alla prenotazione online. Connessa alla funzionalità del numero verde con il governatore che ha fatto una prova in diretta a fronte delle numerose segnalazioni di disguidi e lunghe attese registrate per tutta la giornata. Le ricordiamo che la selezione di una delle successive... Questo vuol dire che c'è la linea? Ma è giusto farle in diretta ste robe? E guardate, l'assessore onor del vero ha trovato occupato nel primo giro, giusto? E ha rifatto il numero. Cioè, cosa volete che vi dica? Cioè, poi sono 100 linee, se hai la sfiga, scusatemi l'espressione, che chiami nel momento in cui siete in 101 a chiamare, uno fa il giro come l'aereo che deve atterrare ma la pista piena. Tutto qua. Quindi si vede l'arancione, ma la Pasqua sarà rigorosamente in rosso. Queste le regole. Tutti in attesa dell'arancione, ma prima del cambio di colore previsto per martedì prossimo ci sono Pasqua e Pasquetta alle porte con le regole da rosso, compreso il prefestivo del sabato.
Per un Veneto ormai da 3 settimane già in zona rossa cambia ben poco, se non la novità della deroga nazionale per gli spostamenti in case private, così come è accaduto durante le feste di Natale. Il 3, 4 e 5 aprile dunque è consentito andare in un'altra abitazione da parenti o amici, ma solo una volta al giorno e per 2 persone al massimo alla volta. Resta ovviamente la necessità di utilizzare mascherine e distanziamenti per queste visite, tanto più se condite da un pranzo o una cena, quest'ultime comunque sempre sconsigliate. Il coprifuoco scatta sempre alle 22. Possibile inoltre partecipare a cerimonie religiose, sempre nei limiti consentiti dal protocollo, in chiese vicine alla propria abitazione. Sì, anche alle passeggiate, ma solo nei pressi del domicilio. Possibile spostarsi nelle seconde case, ma solo per il nucleo familiare. Sì, infine, ai viaggi all'estero, tema di proteste e dibattito in questi giorni, seguendo comunque i protocolli indicati. Nessuna variazione per ciò che non si può fare, resta tutto come nella zona rossa normale, dal divieto di spostamenti tra regioni, tranne per urgenze, ai bar e ristoranti chiusi, al divieto di picnic o gite in spiaggia che possono creare assembramenti. Ultimo tassello, gli esercizi commerciali aperti tradizionalmente in zona rossa. Sabato 3 aprile, serrande super ipermercati, supermercati, discount, ma anche edicole, tabaccaie, librerie, farmacie e parafarmacie, negozi di computer, elettronica, elettrodomestici, ferramenta, negozi di biancheria e di giocattoli, ma anche vivai. Aperte anche le pompe di benzina. Il giorno di Pasqua, domenica 4 aprile, sono aperte solo farmacie ed edicole. Possono restare aperte anche le tabaccherie. Chiusi invece tutti i supermercati. Il giorno di Pasquetta, lunedì 5 aprile, infine, alcuni gruppi della grande distribuzione saranno aperti. Intanto la deroga sulle seconde case fa presagire un assalto in molte località venete dal mare alla montagna. Ci attendiamo, conferma il sindaco di Cortina d'Ampezzo Gianpietro Ghedina, un weekend un po' più lungo con una serie di deroghe alla zona rossa che sicuramente favoriranno gli spostamenti e gli arrivi nelle seconde case. È prevista anche una intensificazione dei controlli sulle strade di accesso alla Conca. L'invito di Ghedina resta quello del rispetto delle regole a tutela della salute di tutti. Torniamo a parlare di vaccinazioni, perché domani nella Marca Castelfranco Veneto si vaccinerà la classe del 1935, non solo a Castelfranco ma in tutta la Marca. A Castelfranco ci sarà una particolare modalità, quella del drive-in. I 419 cittadini della coorte del 35 di Castelfranco e dei comuni dell'IPA della Castellana troveranno al parcheggio del Melody in via Staizza un punto dove fare appunto il vaccino in auto. Vaccinazione drive-in domani a Castelfranco, dove per la prima volta nella Marca verrà sperimentata questa modalità. Gli anziani classe 1935 residenti a Castelfranco, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago potranno quindi eseguire il vaccino restando seduti in auto. Le amministrazioni si sono attivate per contattare singolarmente ogni singolo cittadino, fornendo anche il modulo per l'anamnesi, in modo da far sì che avvengano già con il modulo compilato, e questo dovrebbe accelerare le operazioni. Anche in questo caso, come per tutti gli altri 86enni che verranno vaccinati domani, l'orario nel quale presentarsi è legato al mese di nascita, dalle 8 alle 9 i nati a gennaio, dalle 9 alle 10 a febbraio e così via. Se sarà come dovrà essere, insomma, dovremo vaccinare circa una trentina di persone all'ora, 35, essendo 419, come dicevo, sulle 12 ore di punto aperto. Io credo che, e auspico e spero che domani diamo una dimostrazione che funzionano anche i Covid point in modalità drive-in. A causa della carenza di dosi, gli accompagnatori over 65 dei nati nel 1935 non verranno vaccinati qui come nelle altre sedi vaccinali. Che vaccinare sia quanto mai urgente, ce lo dicono anche i numeri che arrivano dal Vicentino. La pandemia nel 2020 ha ucciso un pezzo di storia di quel territorio, oltre 4.000 tra gli over 85 anni. La pandemia ha ucciso e continua a farlo un pezzo di storia del Vicentino, la memoria di chi ha vissuto 2 conflitti mondiali, il dopoguerra, gli anni 70 e la Seconda Repubblica. La strage silenziosa nel territorio iberico ha falcidiato una generazione, quella dei grandi anziani, degli ultra 85enni. Lo SPI CGIL del Veneto, elaborando i dati forniti dall'Istat, ha definito con i numeri la dimensione di questa ecatombe.
Nel periodo che va dal 1 marzo al 31 dicembre 2020 sono deceduti oltre 4.000 over 85 anni vicentini, circa 1.000 in più rispetto agli anni precedenti. La differenza, naturalmente, è quasi del tutto imputabile agli effetti della pandemia. Nel Bassanese spiccano alcuni dati. Ad Asiago, per esempio, nei 10 mesi del 2020 si è registrato un boom del 119% in più di vittime nella fascia d'età over 85 rispetto alla media degli anni precedenti. Bassano, nella scorsa annata, ha pianto la scomparsa di ben 339 grandi anziani e di 163 compresi nel range di età che va dai 75 agli 84 anni. Anche qui c'è stato un incremento, più 48,9% per i nati prima del 1935. Nel circondario fa eccezione Rossano Veneto, che ha numeri pressoché simili agli anni precedenti. A Cassola addirittura si registra un calo del 34,5% di morti fra gli over 85, mentre a Cartigliano la fascia meno colpita è quella dei 75-84 anni, con un calo del 47,4%. La cronaca ci porta a Loreggia nel Padovano per una segnalazione inquietante arrivata alla centrale operativa dei Carabinieri. Unità cinofili e 100 carabinieri da tutte le caserme della compagnia di Cittadella si sono mobilitati nella notte a Loreggia dopo una segnalazione sospetta. 3 cittadini infatti hanno chiamato allarmati dicendo di aver notato un adulto che si addentrava nell'area boschiva vicino alla linea ferroviaria strattonando una ragazzina. I testimoni hanno dichiarato di aver avuto l'impressione che la giovane donna venisse trascinata, di non aver notato però atti di violenza ma di aver udito un grido in lontananza. Immediatamente sono scattate le ricerche battendo a tappeto l'area, ricerche a cui hanno partecipato anche i vigili del fuoco e il sindaco di Loreggia Fabio Bui. Le operazioni sono durate tutta la notte fino alle 10 di questa mattina, ma non è stato ritrovato nessun elemento. Inoltre non risultano alle caserme dei carabinieri della zona denunce di scomparsa. Visto l'esito negativo, le ricerche sono state interrotte. Rimaniamo nel Padovano, dove è stata disposta l'autopsia sul corpo di Mattia Fogarin, il 21enne padovano scomparso di casa il 21 marzo scorso e ritrovato senza vita nel Bacchiglione. Per 11 giorni non hanno perso le speranze, erano convinti che Mattia prima o poi sarebbe tornato. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del figlio riaffiorato nelle acque del Bacchiglione però in un colpo solo ha distrutto le speranze e gettato nella disperazione i genitori di Mattia Fogarin, il 21enne padovano scomparso da casa nella notte del 21 marzo scorso. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo per chiarire le cause e le tempistiche del decesso, anche se sembrano esserci pochi dubbi. Mattia quasi sicuramente si è tolto la vita la notte stessa in cui è sparito, subito dopo le 2 telefonate fatte dai genitori per cercare di rintracciarlo. Il corpo del giovane infatti è riaffiorato dalle acque del fiume in zona Bassanello, a pochi metri dalla cella telefonica di via Cavallotti, dove il suo cellulare era stato agganciato per l'ultima volta. I funerali del giovane atleta del Real Padova dovrebbero essere celebrati subito dopo Pasqua nella chiesa di San Gregorio, parrocchia dove viveva con i genitori e la sorella. Drammatico schianto questa mattina alle 11.30 in via Mantovana a Verona. Per cause da accertare, un'autovettura guidata da un 45enne dal figlio di 10 anni ha urtato violentemente un mezzo pesante in sosta. Padre e figlio sono stati estratti e presi in carico dal SUEM 118 che li ha trasportati all'ospedale di Borgo Trento. Le condizioni sono tuttora serie. La cronaca ci porta adesso nel Vicentino per un maxi sequestro di pellet. Accatastate, impilate, incelofanate tonnellate di pellet irregolari pronte per la vendita sul mercato e stipate nei magazzini di aziende vicentine tra Caldogno, Torre Belvicino, Zanè e nei punti vendita di una SPA attiva in tutto il nord-est, a Schio e nel Trentino Alto Adige. I finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno sequestrato d'urgenza 384 tonnellate di pellet del valore commerciale al dettaglio di circa 107.000 euro, materiali le cui certificazioni di qualità sono risultate contraffatte
contraffatte, marchi e denominazioni di origine false messe in vendita in violazione del codice del consumo, indicazioni fondamentali per garantire la qualità e la non nocività del prodotto. Pellet certificato come proveniente dall'Austria e dalla Norvegia piuttosto che dalla Svezia, in realtà proveniente dalla Lituania o dalla Repubblica Ceca. Sacchi di pellet destinato alla vendita privo delle indicazioni obbligatorie sull'identità del produttore, come previsto dall'Unione Europea. Denunciato il titolare della società di Camisano Vicentino per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e vendita di prodotti industriali con segni mendaci, segnalata infine la società per eventuali responsabilità amministrative. Nel veneziano adesso per parlare del Mose. Sospeso il servizio delle squadre di presidio semipermanente del sistema Mose. La decisione per l'arrivo della bella stagione e quindi della scarsa probabilità che si verificano acque alte di rilievo. Fino alla fine del mese corrente resta dunque la possibilità di azionare le dighe mobili in caso di emergenza. E quanto comunicato da Elisabetta Spitz, il commissario dell'opera, che precisa: l'azionamento delle dighe è previsto fino a fine aprile qualora si prospettasse una situazione non programmata o non programmabile con eventi meteo-marini sfavorevoli. Da maggio a settembre invece non sarà più possibile attivare le paratoie per eventi non programmabili. La cosiddetta pausa consentirà al Consorzio Venezia Nuova di dare un significativo impulso al completamento degli impianti per permettere di concludere definitivamente i lavori della grande opera, che dovrebbe essere consegnata a inizio 2022. La fase di sperimentazione, avviata a ottobre 2020, ha permesso per tutto il periodo autunno-inverno di mantenere Venezia all'asciutto, almeno in condizioni di marea sostenuta. Di economia e lavoro parliamo subito dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per parlare di quello che sta succedendo all'ACC di Borgo Valbelluna, taglio degli stipendi, cassa integrazione e riduzione dei volumi. La crisi della fabbrica tocca un punto di non ritorno. Traditi e abbandonati, presi in giro e offesi nella propria dignità. Il dramma di ACC sta nelle parole stanche ed esasperate dei lavoratori. A loro oggi in assemblea sono state comunicate le decisioni del commissario straordinario Maurizio Castro. Taglio del 15% degli stipendi, cassa integrazione per 4 giorni in aprile, riduzione dei volumi. Fuori dai cancelli la Digos per monitorare il clima fra le maestranze. Il governo deve sapere che questa situazione è una situazione che può ingenerare una tensione sociale forte. E quindi è chiaro che i lavoratori sono delusi, sono arrabbiati, anche perché, ripeto, qualcuno gli ha promesso che una soluzione diversa c'era, era possibile, era traguardabile. La mobilitazione sarà proporzionale alla rabbia dei 300 lavoratori che equivalgono a 300 famiglie, oltre all'indotto, tutti inspiegabilmente senza la risposta del governo, che non ha mantenuto fede all'impegno di avviare il progetto Italcomp, ratificato lo scorso autunno ma abbandonato come una nave alla deriva. Chi ci sta tradendo è il governo, è l'istituzione massima, è lo Stato. Quindi per questo, più del passato, questi lavoratori oggi hanno fatto sentire la loro voce, perché oggi si sentono traditi dallo Stato, dal governo, che sia il governo passato, che sia il governo attuale, vengono traditi dalle istituzioni. Una fabbrica che ha prodotto più e meglio di prima e dalle quali ieri è uscito il primo bancale di compressore a velocità variabile destinato al mercato medio-alto. Un paradosso. Sul banco degli imputati politica, istituzioni e banche, silenti di fronte alla storia industriale della provincia di Belluno. A fronte di una garanzia dello Stato non c'è nessuna alibi per le banche. Il primo finanziatore del progetto Italcomp sono stati proprio i lavoratori di Ombao ACC, che grazie ai loro che sono stati costretti a rinunciare a parte del loro stipendio per poter far andare avanti il progetto. Da Belluno a Padova, dalla catena del freddo alla logistica, ora grazie ad un accordo siglato dai sindacati padovani e dal colosso FedEx TNT, i lavoratori di tutto il nord-est saranno internalizzati. La svolta arriva da Padova dopo anni di battaglie e trattative. Per la prima volta in Italia una multinazionale della logistica internalizza le attività per migliorare i servizi e tutelare i dipendenti. Questo è il succo dell'accordo importantissimo siglato da CGIL, CISL e Will Trasporti di Padova con il colosso FedEx TNT. Operazione c'è un'internalizzazione, quindi c'è l'azienda con dipendenti diretti, ok,
che gestiscono tutte le attività di logistica. Ai lavoratori viene riconosciuto per quanto riguarda tutto quello che hanno maturato FIOSI, quindi scatti di anzianità a livello parte normativa e parte economica. I lavoratori hanno una scelta se continuare l'attività con FedEx oppure se possono fare altre scelte. L'accordo dà garanzie a tutti i lavoratori, sia a tempo indeterminato che determinato. Chi intenderà cambiare azienda o lavoro avrà un bonus di 45.000 euro a fronte di un'anzianità di almeno 15 anni di lavoro. Voglio dire, il lavoro è solo cresciuto, soprattutto sulla parte dell'e-commerce. Con questa grande operazione che viene fatta prima in Italia, io credo che facciamo un grande passo in avanti storico, ma che va in una linea di cambiare la logica in questo paese di appalti. L'Italia è l'unico paese in Europa in cui il settore della logistica si regge con il sistema appalti, un modello che spesso sfrutta i lavoratori e favorisce l'evasione. Nel 2020 la logistica, a causa della pandemia, è stata essenziale nella fornitura di servizi legati all'e-commerce, movimentando solo nell'hub di Padova fino a 35.000 colli al giorno. Ora 160 dipendenti padovani e 400 in tutto il nord-est vedranno riconosciuto il loro impegno. È una cosa molto importante e parte da qui, parte per dare una opportunità ai lavoratori di passare ai lavoratori di serie A e poi fatalità il 1° maggio, quindi il 1° maggio è la festa dei lavoratori, i lavoratori diventano lavoratori veri e propri. Vi raccontiamo adesso la storia di Anna. Anna è una ragazza, una studentessa universitaria di 20 anni, alle prese come un'intera generazione con una pandemia e le restrizioni derivanti dal Covid. Sentiamo. Io pensavo di poter vivere i miei 20 anni tranquillamente in libertà e a contatto con tutte le nuove persone che volevo, e non avrei mai pensato di dover conoscere i miei compagni soltanto su Zoom, su una piattaforma, e quindi non poterci mai entrare veramente a contatto. Pensavo che sarei stata libera di mettere piede nella mia università per la prima volta nella vita, e invece a tutt'oggi non sono ancora riuscita ad entrare e a vivermi l'esperienza dell'università. È il dolore di un'intera generazione quello che esprime Anna, che ai suoi 20 anni pensava di viverli in modo diverso. Iscritta al 1° anno di design del NABA, la nuova Accademia di Belle Arti di Milano, Anna doveva essere lì da ottobre e invece è ancora a Padova, chiusa in casa dal Covid. Stando rinchiusi in queste 4 mura di casa è difficile continuare, è difficile avere obiettivi e porsene di nuovi, perché ovviamente sei qua, sei nella tua casa, sei con i tuoi genitori, sei tranquillo, magari non hai voglia, non trovi più la voglia di scoprire il mondo, perché conosci soltanto quello che hai sempre conosciuto e quindi non fai nuove esperienze. Tornare a scuola è il sogno dei giovani che Anna racconta così. Ci sono giovani che protestano per entrare nell'università, protestano per entrare nelle loro scuole medie, superiori. Questa cosa è una cosa che non si era mai sentita fino a questi giorni, e invece sì, noi ragazzi vogliamo ritornare a vivere la quotidianità, bella e brutta che sia. Giovani incompresi dagli adulti, giovani che vogliono essere considerati per quello che sono, la generazione che si prepara a vivere e guidare l'Italia. Il mio desiderio è di poter ritornare alla vita normale, a quella che avevo un anno fa, di poter finalmente mettere piede nella mia università e di incominciare a fare nuove esperienze, perché tutti noi ne abbiamo bisogno di ritornare a quella che era la normalità più banale, che ci eravamo perfino dimenticati, di cui ci eravamo anche stufati. E il mio desiderio più grande è quello di ritornare a questa piccola normalità. E non sarà una Pasqua normale nemmeno quella di quest'anno, ma possiamo, se vorrete, trascorrerla insieme. Antena 3 non vi lascia soli, quindi nemmeno domenica, e dedica a tutti voi telespettatrici e telespettatori una maratona speciale con collegamenti dal territorio, tanti ospiti e musica. Si parte alle 10 del mattino, pochi minuti prima, alle 10 con la diretta della Santa Messa solenne di Pasqua dalla Basilica di San Marco a Venezia. Dopo la Santa Messa la nostra
nostra diretta, dove non mancheranno vere e proprie sorprese fino al telegiornale di Treviso delle 19:30. Vedete già i numeri per intervenire, il fisso 0422 162 8332, potrete chiamarci in diretta, mentre il numero WhatsApp 351 1755 340 potrete mandare i vostri messaggi di auguri, ma anche i vostri video. Quindi se lo vorrete domenica noi ci siamo. Nel frattempo vi lascio con le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. La pressione inizia a cedere nel weekend pasquale. Correnti fredde dall'Artico raggiungeranno l'Italia, causando rari fenomeni e un calo termico anche significativo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 3 aprile evidenzia un ampio soleggiamento ed in effetti la giornata sarà in prevalenza stabile. Possibili addensamenti alternati a spazi di sereno. Nel pomeriggio poi non si escludono dei deboli piovaschi sui settori montuosi e pedemontani. Temperature in graduale diminuzione, in alcuni casi piuttosto sensibile, minime tra 3 e 10 gradi, massime tra i 14 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà un sabato all'insegna del bel tempo, con tanto sole dappertutto e cielo poco nuvoloso. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, massime sui 17-20 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato anche qui ovunque, salvo per qualche rovescio, specie sui settori più meridionali della regione. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.